Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sul lago di Garda, più precisamente siamo a Sasso, frazione di Gargnano, benissimo, provincia di Brescia. L'escursione di oggi partirà proprio qui da Sasso e andrà verso l'eremo di San Valentino, stupendo perché è dislocato in un posto, poi vedete, e poi andremo fino a Cima Comer, che è super giretto, ce la facciamo, e poi è un anello e torneremo a Sasso. Buona visione. E abbiamo parcheggiato, qui c'è il cartello Sasso, proprio qui per questa via qua, e tranquillamente. se dovete fare colazione fermatevi un po' prima perché la domenica a Sasso la gente si riposa. Seguiamo subito poi i cartelli. Qui troviamo anche dell'acqua non potabile da bere. E qua troviamo il cartello, sempre 231 per San Valentino, 40 minuti di qua. Il sentiero adesso sale qua per questa bella strada ciottolosa, insomma tutta lastricata. Sopra questa salita troviamo subito un bel vedere dei tanti che ci saranno oggi. Guardate qualche roba? Forse questa era una semicroce. Anche perché se fate un sentiero del genere e non vi fermate a vedere il lago o comunque il panorama, cosa lo fate a fare? Allora qui troviamo un bivio e si può fare il sentiero per andare al Monte Comer eccetera, ma anche lo scopo del nostro trekking di oggi è andare all'eremo di San Valentino. Ti vedo stanco, amore. La mia giornata oggi, insomma. C'è stato il cambio dell'ora e il Fab ha dormito poco. Guarda che non c'è audio. E abbiamo dormito veramente pochissimo stanotte, sento tutta. Che fatica. Ora legale, aiuto. Quindi adesso invece di andare su andiamo per qua sotto. Davvero? Il cartello dice 10 minuti, vedremo insomma. Quindi in teoria andiamo all'eremo, poi torniamo indietro, andiamo alla Cima No. Comer. No, c'è un anellino, dall'eremo passi oltre, fai un bel sentiero per escursionisti esperti e torni al sentiero principale. Non vedevo l'ora. Non vedevi l'ora? Andiamo a vedere, questa è una delle parti più emozionanti del sentiero. Andiamo. Beh, questo sentiero per l'eremo sembra facile. Però già è godurioso. Sì. Vediamo com'è. Tanto qui si scende un po'. Dove si va? Per giù. Controlliamo. Mi sembra tosta qua. Tostina? E qua si scende. Sì, di Sassi secondo me sarebbe la sua. Meglio Sasso? Su a sinistra. E dopo così sfrutti il cordino. Sì. Ma intanto riprendiamo già che va giù. Che fa un ruzzolone. È una specie di scalino, vedi? Sì. Diciamo che
Vedete, lì c'è un po' di cordino e scopro arrivare laggiù. Cordino, fiappo ovviamente. Fiappo. Il segreto è non stare troppo attaccato qui. Arrivo. C'è cordino. Comunque. Chi c'è? Chi sei? Lucertolina. Dai, che carino. Sì, Bella variantina. un po' di emotion, no? Siamo scesi di lì. Adesso qua. Su di qua. Bene. Poi qui si continua. Sembra difficile, ma Ma lo è. no. Sembra che è un po' vertiginello. Abbastanza easy. Ah? Zig zag. Vedete? Hop, hop. Ta ta. In un attimo si arriva. Una variantina per escursionisti esperti. No, ma si fa. Esperti perché c'è cordino e vertigine. E quello è il È motivo. vertigine. Poi sedere che fa un po'. Cos'è che fa? Fa un po' così sedere. Andiamo. E il piede anche perché. Naturalmente abbiamo sempre delle super viste qua sul lago. No, c'è una porta, ma le bussa. Sì, si fa. C'è un mega sasso. Sasso. Siamo partiti da Sasso. Vieni. Vai, vai. Eh. Super caro qui a Sasso. Adesso si va su. La garobetta. Vista sasso. La garobetta. Era da qua. Sì. Aiuto. Stiamo attenti. Ah, garobetta. Va? No? Eccoci arrivati all'eremo di San Valentino. Ah, ecco, qui c'è anche una panchinetta, vero? Sosta? Caldo. Bello. Dove si va? Dispensa. Oh, c'è dell'esplorazione qua. Qua si apre. No, ah no, è un armadio. E roba da muratori. L'ho vista pure ma poi chiudi l'altra. Ah, ok. Ho messo il cellulare giù. Ah, qua c'è la storia degli eremo, secondo me. Siamo ai reperti. Interessante. Qui abbiamo anche una piccola cappella.
Andiamo in esplorazione. Ma c'è l'acqua! Come l'acqua? C'è un pozzo pieno d'acqua! C'è una fonte! Oh, Wow, che figo! Hai visto? c'è dell'acqua. Ma che pulita! Sì. Meraviglia! Andiamo a vedere sopra. Esploriamo anche di qua. Ah, qua c'è the barbecue. Attenzione. È uno stanzino. Sono ancora delle decorazioni, vista? Sì. Adesso abbiamo fatto una piccola sosta qui all'Eremo, abbiamo folleggiato un attimo qui intorno, creato dell'ilarità, perché siamo andati dentro, no, avete visto per quella portina, siamo andati dentro la cappella, che però era chiusa in fuori, Dall'ingresso principale. ed era chiusa da fuori, quindi cioè, le persone hanno messo un po' di tempo a scavicchiare, entrano e ci trovano dentro, hanno detto ma Da quanto siete qua? da quanto siete qua? Eravate prigionieri? Ma basta. Adesso il sentiero prosegue oltre l'eremo e sale in verticale fino a una piccola croce, e questa è la parte più difficoltosa del sentiero, e vediamo se riusciamo a riprendere qualcosa. Allora, qui c'è l'eremo e adesso il sentiero va su di qua fino alla croce che c'è lì sopra. Adesso ci sono delle persone che sono andate avanti e stavamo un po' aspettando che andassero avanti, perché siccome il sentiero è molto difficile, abbiamo anche paura che ci arrivi qualche sasso in testa, perché non abbiamo il caschetto dietro. Nel senso, non è un sentiero da fare attrezzato, però insomma l'esperienza ci dice che se c'è qualcuno che ravana sopra di te è facile che ti arrivi un sasso in testa, quindi stiamo aspettando che vadano un po' avanti. Bellissimo comunque qui, ti ha proprio il senso della pace. Percorso attrezzato, riservato a escursionisti esperti, Sì, ma più è arrivarci. non permesso ai cani, e si va su dritti qua, vedete? Bravissima, arrivo. Ok, abbiamo passato quel pezzo lì arrampicoso, adesso qua il sentiero è solo pendente, ripidissimo, stancante. Vedete quanto stradina abbiamo fatto, super, e c'è il cordino anche lì. Adesso qui noto che parte un altro pezzettino tosto, diamo un occhio e vedete il cordino è verticale, siamo saliti da lì e adesso qui procede sempre in su dritta. Vedete già, brava, sono anche capaci di stargli dietro. Perché ho paura. Non riesco a stargli dietro adesso, le raggiungo con calma. Ah, perché comunque c'è un panorama qua dietro che insomma fate finta di guardare il panorama, invece vi state riposando. Proviamo con l'ultra grandangolare. Cosa? Sì. Hop. Sembra finita qua. Sentiero finito perché c'è il cartello. C'è ancora una corda. Sì, però dovrebbe essere più easy.
Brava già. Seguiamo sempre qua i segnetti bianchi e rossi. Ne vediamo anche uno lì sull'albero. È un po' una corda. Beh, sentierino facile domenicale. Passeggiata in centro. Porca miseria. Bravissima. Ma questa è una crocetta da giù. Oh, cima del mondo. Prima che è sudato. Allora vado qua dove c'è più facile camminare. Super 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 panorama. Com'è già? Siamo bravi? Dopo il bel vedere sul pulpito, adesso cerchiamo di ritrovare la ricongiunzione. Che parola sto dicendo? Ritrovare la respirazione. La respirazione. E adesso ritorniamo, diciamo, sul sentiero principale, quello del bivio per andare agli Eremo oppure no, insomma. Allora, qui seguiamo indicazioni terrene, ho scritto Comer. Terrene, non ultraterrene. Ultraterrene. Che ormai Qua della cinetica orizzontale. E andiamo su. Ma non mi hai fatto un commento, bel passaggetto, vero? Dopo l'Eremo. non ho ancora il fiato. No, andavo via spedita perché avevo una FIFA, era proprio messo così. Dai, però carino. Un bel senso di vertigine comunque. Bello comunque, bello adrenalinico. Sì. Super. Ecco che abbiamo trovato il sentiero principale, che è questo, arriva da qua e va via di là, che infatti è il sentiero che faremo al ritorno andremo per qui senza passare per l'Eremo, va bene? Meno male. Era qui abbiamo un'ora e mezza il Comer, 40 minuti Briano, sempre 231, adesivi a go go. Che adesivo, dimenticanza. Andiamo avanti. Qui troviamo il cartello. Allora, Comer escursionisti esperti un'ora, qua invece Baita Alpini 20 minuti o Comer un'ora e 10. Facciamo il 2.31, un'ora di qua. Siamo arrivati qui in un altro dei tantissimi punti panoramici e insomma sono passati 5 minuti dal cartello, quindi visto che c'è scritto un'oretta ci facciamo una merendina giusto per arrivare a pranzo. Buona già? Una barretta che è metà via tra energetica e proteica al caffè, cioè Buono. Torrefazione. Finita la sosta barretta, continuiamo il nostro sentiero. Il sentiero qua è tutto un panorama, o no? Guarda che meraviglia quei fiorellini che stanno sbocciando. Sbocciano. Non è che da qua si vede Campione anche? Secondo me tra poco sì. Arriviamo qua in un posto strano, c'è addirittura dell'acqua. Preparate il bagnetto, non vai? Guarda qua, dei crocus. C'è anche un garage. Comodo. E dove siamo, amore?
le colline hanno gli occhi. Aia. Aia. Allora arriviamo in crocevia, ma ci sono un po' di persone che soggiornano proprio sotto al cartello, quindi non mi metto lì a fare il video, poi lo guardo, poi ve lo racconto. È proprio sotto il cartello. C'è una deviazione se dobbiamo prendere quella, va bene. Adesso intanto guardiamo anche la cartina. Alla fine siamo continuati dritti, vedete cima Comer, continuiamo a salire e lì c'è un bivio che a sinistra potete arrivare direttamente al rifugio alpini e tagliando, insomma, evitando la cima. Noi proviamo ad andare su, dovremmo mancare altri 40 minuti. Allora, il fiore che vi voglio far vedere già è questo. E arriviamo qui, che qua c'è scritto, vedete, no, e c'è questo segno qua, scusate, che è fatto così, vuol dire che il sentiero da così va su per di qua, vedete c'è anche la freccia, e quindi di qua, perché ti viene da sbagliare e andare dritto per di là. Su se, alla fin qui abbiamo fatto 670 metri di dislivello e 4 km 400, 3 ore con 3 soste, mi sa. Secondo me non manca tanto, mancherà un quarto d'ora circa. 141 euro. Battito e 120. Quest'ultimo pezzettino è bello verticale. Bello? Amore, Sì? No, anche siamo TV verità qua. TV verità, questo pezzo qua è tosto, quindi dopo che vi ho parlato è cominciata una roba proprio verticale. Come vedete si vede forse la fine dove c'è quella persona là piccola e verde. Tosto st'ultimo pezzo, vero amore? No, free. Ah no, guadagnato. Vediamo della civiltà. Essa. Sasso. Ciao. Ciao. Amore, diciamo che siamo arrivati. Non siamo sulla cima, ma ce ne frega niente, vero? No, io sono morta. Devo fare una pausa, non sento più i polpacci. Qui in questo capanno Diventa sette- cosa già? 776 metri di dislivello, Che non li facevo dolare. 4 km e mezzo, 3 ore e un quarto e siamo a 1255 di altitudine. Qua c'è un panorama eccezionale, ci riposiamo poi lo guardiamo perché Che non ho più gli occhi. già si è già apparecchiata a riposare. Lì c'è uno punto per guardare il lago, fare foto. C'era gente qua mentre salivamo, vedevamo gente con macchine fotografiche con dei suppioloni tipo dei, non so, Dei teleobiettivi. di 600 mm tipo. Dove siamo arrivati? Non so se si sente. Starà niente. Ciao. Comunque, Ma si muove sta roba. sì, panorama eccezionale. Roba.
qui con questo panorama, e ora lì sopra c'è la croce e qui facciamo il pranzo. Per oggi ci siamo preparati metà paninetto da casa, e dobbiamo aggiungerci il pomodoro fresco, perché se lo mettete dentro da casa, ora che arrivate qua il panino è tutto bagnato e schifato e poi anche da odore. Invece se lo tagliate qui al volo e lo aggiungete, spettacolo. Quindi dopo abbiamo il paninetto e poi c'è una sorpresa delle feste, dopo facciamo vedere. Sorpresa delle feste. Super. Abbiamo aggiunto un po' di olio e sale che ci abbiamo nel nostro sempre kit qua da cibo da viaggio. So già fare la foto e poi inseriamo nel panino. Eccolo qua, è pronto. Se metto una fotina, vedrà che viene sicuramente meglio. E buon appetito. Qui vista il lago c'è l'aria che un po' viene un po' va. Ops. Comunque adesso dopo il panino abbiamo degli ovetti sodi da sbucciare e da condire con i cracker. Non ci siamo portati via il tubo di maionese? Errori da pivelli. Ce l'avevo in mente stamattina, poi ho pensato che era too much. Too much? Sì. Dai. Dovremmo avere delle bustine. Sbucciamo le uova. Allora, la prima parte della sorpresa di feste che vogliamo farvi è... Parli come uno che non parla italiano e traduci in italiano. Infatti sto traducendo i miei pensieri in strano. Allora, da noi c'è una tradizione che è che il giorno di Pasqua si va in piazza davanti alla chiesa e si fa il coccio delle uova. Significa che ti prepari l'uvetto sodo. È il cozzo delle uova. Cozzo delle uova. Vedi? Puoi decidere se la punta o il sedere, insomma quello che vuoi, e praticamente ti metti in piazza così, no? Allora uno si mette così e l'altro da sopra tic 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 tic. Praticamente il primo uovo che si rompe perde e l'altro si imbosca tutte e due le uova, e quindi quando vai a casa dici quante uova hai vinto? Neanche una, perse tutte. Praticamente chi ha la testa più dura, insomma. Chi ha la testa d'uovo più dura? Io punto tutto sul mio, lo vedo abbronzato. Naturalmente l'uovo di legno, quello per i calzini, non vale. Si narra che i vecchi in piazza lo portassero. Dai che proviamo. Vai. Ho vinto! No, hai vinto subito, non puoi farlo dall'altra parte. Anche sì. Quanta? Puoi farlo tu adesso? Vai, che magari quello che va sopra. No, il tuo è peggio. Uovo di legno. Ecco qua gli ovetti per la tradizione di Pasqua, visto che il video esce circa a Pasqua, vero? Credo che non sono di Pasqua, ma ci stanno. Sì, perché abbiamo detto della tradizione, ma non abbiamo detto di Pasqua, del giorno di Pasqua, no? È una specie di aperitivo. Tira fuori il prosecco ora. Magari. Ho trovato il posto anche per il caffè. Guarda qua. Ah? Super. Salve. Sempre con le scarpe in mano. Qua, super vista, roba. Caffettino in arrivo con seconda sorpresa. Beh, la sorpresa pasquale è questa. Super colomba da 100 grammi al pistacchio deluxe. Non sei esonerato dalla torta in rifugio. Oh, caffè, già qua. Senti che era bello riparato. Infatti. Tac. Questo lo appoggiamo qua. E buon caffè. E la colomba? Com'è? Com'è? Mini! Un brio, sì. Dovrebbe avere il pistacchio, vero? Sì. Beh,
pistacchio. Un po' marmeata, arancione. Non ho mai visto un pistacchio trasparente. Com'è? Sa pistacchio? Papà mia. No? Non è pistacchio. Di buona Pasqua. Pasqua. Dopo pranzo, allora intanto abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, non abbiamo lasciato immondizie in giro, le portiamo a casa e poi faremo anche la differenziata. Adesso andiamo a toccare la cima e poi proseguiremo oltre per arrivare verso Rifugio Capanne Alpini, cos'è il genere. Arrivati, cima Comer, bravi. Brescia. Comunque qui sulla cima 1286 dice l'orologio. C'è Arietta, comunque carino. Vedete qua. E lì abbiamo un sacco di cartelli. Allora, Baita Alpini dice 25 minuti andando giù di qua e noi facciamo questo anellino qua sopra al monte. Guarda che bello, guarda qua, spettacolo. Seguiamo sempre il cartello qua 232 per Baita Alpini. Il sentiero qua va giù bello simpatico, vero già? Lo odio già. Ah, qua abbiamo appena fatto uno scoglio. Lo odio già. Giù di qua, vai. Vediamo del fumo di barbecue, quindi siamo quasi arrivati. E purtroppo il ristoro è chiuso e qua c'è solo gente che è arrivata in macchina per farsi il barbecue. Adesso abbiamo qualche metro da fare di asfalto, poi prendiamo subito il sentiero. Dobbiamo arrivare appena lì giù, adesso vi faccio vedere. Qua, ma chi ha fatto la cacca da sola qua? Vabbè, sasso dicono giù di qua. Quindi lì c'era la Baita Alpini chiusa e giriamo di qua. Allora, siamo tornati all'incrocio di questa mattina, quello che non vi ho filmato perché c'era gente seduta sotto. Come vedete adesso qua sasso 50 minuti, siamo andati su per di là stamattina, adesso siamo tornati per qui. Adesso qua c'è un pezzetto uguale, insomma. Come sa su 50 minuti? Diciamo un'ora dai. Un'ora e 10, sarà passata 20 minuti. Non sono d'accordo. Andiamo. Era questa mattina che siamo andati all'Eremo, siamo arrivati da qua. Adesso non andiamo più all'Eremo, vero? Quindi andiamo per di qua, così lo tagliamo, andiamo dritti a Sasso. Vada. Anche il ritorno ci regala un pezzettino wild. Dobbiamo andare di là del torrente. Secco però. E c'è un pezzettino col cordino qua. Pian pianino siamo arrivati all'Eremino. No. Allora, siamo tornati al bivio che abbiamo fatto questa mattina per andare all'Eremo. Quello 10 minuti all'Eremo. E adesso torniamo, basta. Torniamo alla macchina, a Sasso.
Siamo tornati a Sasso, 800 metri di dislivello, 6 ore e 45, compreso tutte le pause, pranzo e eccetera. 8 km e mezzo, quasi 9, quasi 9. Bella escursione impegnativa, l'andata e ritorno dall'Eremo, attenzione che lì è bella tosta, il resto invece è solo lungo e faticoso. 800 metri di slivello, insomma è un bel, dice già, è una bella pettinata. Se vi è piaciuto mettete un bel like, anche se non vi è piaciuto iscrivetevi lo stesso al canale, condividete questo video con tutti quelli che conoscete, così a caso, random, via a tutti, tipo messaggio spam a tutti quanti. Un commento che ci fa sempre piacere. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao! Ciao!